Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Siamo in compagnia del vice sindaco di Pordenone Emanuele Loperfido, che ha anche le deleghe alla polizia locale, sicurezza, al bilancio e al commercio, perché siamo entrati in un periodo particolare, quello natalizio, ma siamo anche in zona gialla, quindi aumentati i controlli e a Pordenone si è cercato di salvare da una parte lo shopping, dall'altra però anche garantire il sistema sanitario. Allora, Assessore, intanto buonasera, grazie per essere con noi oggi, insomma, periodo particolare, c'è molto da fare. Grazie, buonasera a voi. Sì, è un periodo intenso, però siamo contenti che sia così, ovvero l'anno scorso, se vi ricordate, stavamo pensando a cosa organizzare come cena di Natale, sapendo che alle 10 bisognava rispettare il coprifuoco, quindi quest'anno finalmente possiamo goderci una quasi normalità per festeggiare il Natale insieme agli amici, ai nostri parenti, ai nostri cari e poter quindi vivere un po' il clima natalizio e appunto facendo comunque attenzione alla sicurezza e alle restrizioni Covid. Sicuramente i controlli sono fondamentali, li avete messi in campo anche voi, ecco come vi muoverete in questo periodo. Grazie alla regia di Sua Eccellenza il Prefetto, il lavoro con il Questore, il dottor Marco Dorisio, e il Comando dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, c'è una vera e propria regia che coordina le forze dell'ordine e anche la polizia locale per fare in modo di essere presenti. Anche ATAP sta facendo la sua parte, sapete tutti che vengono controllati anche gli studenti che devono essere dotati del Green Pass per poter usare il trasporto pubblico locale. Tutto questo appunto perché è molto importante che le regole vengano rispettate, rispettando le regole si può anche partecipare agli eventi, che siano sportivi, eventi culturali o anche alle casette di Natale che hanno organizzato le varie amministrazioni e noi a Pordenone quest'anno ne abbiamo organizzate in ben 3 aree, quindi nel rispettare le regole si può fare più o meno tutto. Ecco l'importanza del dover controllare per consentire a coloro i quali, rispettosi delle regole, dotati di vaccino, quindi di Green Pass rinforzato, possano fare bene o male tutto. Ecco, controlli che ci garantiscono un Natale sicuramente migliore di quello dell'anno scorso, ci voleva poco perché a quest'ora eravamo in zona rossa, ma un Natale che sembra essere di fatto ricordare insomma quelli precedenti, l'atmosfera che si vive è quella. Sì, noi abbiamo fatto un investimento notevole per il Natale perché nonostante insediati da poco, dal 9 di ottobre, appena avuto la possibilità di organizzare le festività natalizie, abbiamo saputo che non c'erano restrizioni, non c'erano limitazioni, abbiamo investito perché abbiamo voluto fare veramente un bel Natale, come pre-Covid. Non siamo ancora a quei livelli, infatti anche gli eventi non sono di grido perché sarebbe un po' rischioso e avventato organizzare degli eventi che portino decine di migliaia di persone durante il corso di questi eventi, però abbiamo organizzato del Natale che appunto, come dicevo prima, prevede 3 luoghi in cui ci sono le casette, oltre alla tradizionale piazza 20 settembre dove saranno anche gli eventi più di richiamo, ci sarà piazza Risorgimento con il mercato italiano alimentare, ci sono anche le casette in piazza della Motta. Insieme alla collaborazione con la Casa della Musica ci saranno degli eventi per fare in modo che il Natale venga vissuto nella nostra città in diverse aree, questo sia perché ci piace condividerlo con tutti i cittadini in centro e nei quartieri, ma anche per evitare che ci sia meno eventi, quindi possibilità di assembramento. Invece con più eventi lungo tutto il territorio, spalmati su tutto il territorio dal centro alla periferia, pensiamo che possa essere il modo migliore per fare in modo di evitare anche assembramenti, che sarebbe un po' pericoloso. Sì, l'albero di Natale c'era anche l'anno scorso, ma sicuramente in tono minore. Quest'anno sabato è stato acceso, è stata inaugurata la pista del ghiaccio. Ora vediamo in questo servizio insomma come Pordenone ha accolto il Natale 2021. Inaugurato ufficialmente il Natale a Pordenone, con l'accensione dell'albero in piazza 20 settembre, preceduta dal coro dei bambini. Aperte al pubblico anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le casette in piazza. Alle nostre spalle ci sono i bambini che cantano le canzoni di Natale, questo ispira molta fiducia e la speranza che questo Natale ci accompagni fuori dal tunnel del Covid e si possa tornare alla tanta agognata normalità. Il Comune ha cercato di realizzare moltissimi eventi, tante iniziative perché ritiene che la città non sia solamente un agglomerato di uffici e di case, ma sia anche un luogo da vivere, un luogo delle relazioni, un luogo della comunità, e quale occasione migliore del Natale per poterlo esprimere pienamente. Grazie alle tantissime associazioni, gli sponsor che ci hanno aiutato nell'allestire questo Natale, con la speranza che la prossima volta, accanto al Santo Natale, al senso spirituale, allo stare insieme, possa essere anche un'occasione per rilanciare l'immagine della città. Noi ce la metteremo tutta.
Più di 200 appuntamenti coloreranno le 3 piazze centrali di Pordenone: 20 settembre, della Motta e Risorgimento, le vie del centro e i quartieri, le chiese, le biblioteche e i teatri, i musei e i locali della città. È un Natale in sicurezza, però non per questo non è un Natale ricco, anzi è un Natale ricco di eventi per tutti, giovani, bambini, adulti, anziani, ragazzi, famiglie, ed è un Natale anche ricco di luci a cui abbiamo prestato particolarmente attenzione quest'anno, con un tocco diciamo artistico per vestire al meglio Pordenone. Ed è anche un evento diffuso, gli eventi non sono solo in piazza 20 settembre come al solito, ma sono anche in piazza Risorgimento, piazza della Motta, in biblioteca civica, lungo i corsi, e l'invito è, pur in sicurezza, a frequentare tutti i luoghi, tutti gli eventi del Natale. Per l'elenco completo degli appuntamenti visita www.comune.pordenone.it. Ecco, insomma, queste anche le testimonianze dell'assessore Parigi e del sindaco Ciriani per quanto riguarda un Natale che dovrà essere un Natale anche però proficuo dal punto di vista del commercio. Si fanno questi eventi, si cerca di tenere aperto anche perché i negozianti, i commercianti, i baristi, i ristoratori del centro e non solo possano lavorare. Guardi, la nostra vita comunitaria ormai è fatta per garantire che ci siano sempre elementi attrattivi all'interno del nostro territorio. Questo perché Pordenone non è più quella città che aveva le grandi fabbriche che chiamavano decine di migliaia di dipendenti. Pordenone ha tante aziende e questa è la fortuna di Pordenone, però deve esserci anche la volontà di poter venire ad abitare a Pordenone grazie al fatto di essere una città con tante cose da fare. Ecco perché appena possibile abbiamo investito anche per il Natale elementi di attrattività per fare venire le persone in città, poter godere sia degli eventi ma soprattutto anche poter conoscere il nostro mondo del commercio, il mondo del terziario, il mondo della ristorazione, dei pubblici esercizi. Questo perché noi sappiamo che nel momento in cui vengono delle persone, godono della nostra città, delle bellezze della nostra città, vedono anche, possono apprezzare i prodotti del territorio nei nostri ristoranti, nei nostri pubblici esercizi, automaticamente si genera quell'economia che garantisce posti di lavoro e quindi continuità di ricchezza. Questo è il motivo per cui noi continueremo sempre ad investire sugli eventi, perché siamo consapevoli che il commercio grazie a questo vive, e se vive il commercio allora ci sono anche posti di lavoro per i ragazzi pordenonesi. Ecco, qualcuno ha storto il naso per il Green Pass, ora Super Green Pass, naturalmente parlando di discriminazioni, però diciamo la verità, questo è l'unico modo che ci consente di avere un movimento, di poterci spostare, di poter rivivere un po' normalmente anche questo periodo che insomma tradizionalmente è un periodo di socialità. Guardi, non sta a me stabilire cosa sia giusto o cosa sbagliato. Il sottoscritto, per esempio, appena ha ricevuto la terza dose del vaccino, a dimostrazione del fatto che ci crede nella campagna vaccinale, faremo di tutto affinché la campagna vaccinale vada in porto. Detto questo, appunto, non sta a noi sappiamo quali sono le regole e le regole vengono fatte per garantire appunto che si possa vivere nella normalità. Vivendo nella normalità si dà supporto a quell'economia che è stata veramente messa in ginocchio dalle restrizioni che abbiamo vissuto fino alla primavera del 2021. È una cosa che non vogliamo più vivere perché le restrizioni, il lockdown appunto hanno messo veramente in grossa difficoltà le imprese, sia le aziende ma anche le imprese del commercio, e non si può continuare a vivere di sovvenzioni perché in un modo o nell'altro questi soldi poi lo Stato dall'altra parte le richiede. Dobbiamo fare in modo invece che le aziende, che l'economia non abbia più restrizioni, possa mettersi in moto. Ecco, allora se questo Green Pass rinforzato consente di non avere più limitazioni, a questo punto dobbiamo rispettare le regole per fare in modo di non avere più restrizioni, di non avere più lockdown. Qual è lo stato di salute del commercio pordenonese oggi? Come ne esce da questo prima periodo diciamo di pandemia, ma siamo ancora dentro, naturalmente è bene ricordarlo, e quali sono le misure che il Comune sta mettendo in piedi per sostenere il commercio? Guardi, io devo dire che sono fiducioso perché nonostante la pandemia che è ancora in corso abbia falcidiato il settore del commercio a livello nazionale, è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi di tutti comunque il fatto che a Pordenone hanno aperto diverse attività. Oggi ne ho inaugurata un'altra, negli ultimi giorni abbiamo inaugurato diverse attività di ristorazione e questo è un dato positivo che si sposa con la politica per il commercio che abbiamo fatto negli ultimi anni, ovvero riqualificare la città per fare in modo che i cittadini abbiano piacere di vivere la loro città e chi viene da fuori abbia facilità di entrare in città, sapere dove parcheggiare, godere delle bellezze della nostra città e quindi automaticamente poter anche apprezzare la ristorazione. Ed ecco il motivo per cui degli investitori stanno arrivando. E negli ultimi
2 mesi, con le attività che hanno aperto in città, quantomeno sono stati generati 60 posti di lavoro. Pensate voi può essere la forza del commercio. Ecco che continueremo con le politiche anche di fiscalità a favore di chi farà in modo che il locale non rimanga sfitto ma venga affittato, quello che abbiamo fatto per Viale Marconi e altre zone della città, continueremo a farlo anche per l'anno prossimo, e quando possibile individuare dei fondi per garantire a quelle attività storiche, le mercerie, le attività di vicinato, soprattutto nel quartiere, di potersi riqualificare e abbellire, perché una delle cose positive, forse una delle poche cose positive che ha portato il Covid, è la riscoperta del negozio di vicinato, dove c'è un servizio oltre al prodotto, ed ecco che anche lì, insieme alle associazioni di categoria, dove stiamo studiando i progetti del distretto del commercio, dei distretti del commercio, faremo in modo di poter affiancare il negozio fisico al negozio virtuale, fare in modo che le persone, i commercianti, vendano sia fisicamente ma possono anche mettersi in gioco online per fare in modo che l'attività commerciale tradizionale vada avanti ma rilanciandosi verso il futuro. Ecco, lei ha detto insomma che questa è la settimana in cui si è fatto la terza dose e quindi questo è un segnale importante perché sono in tanti che stanno cercando di prenotare. Da questo punto di vista si trova un po' di difficoltà, le agende sono molto compresse, anche le aziende sanitarie fanno un po' fatica a dare risposte. Ecco, da questo punto di vista c'è un'interlocuzione sempre costante tra voi, la Regione e ASFO, insomma si può organizzare qualcosa di più, ecco, per dare risposta a questa grande richiesta, o bisogna solo attendere insomma l'arrivo dell'anno prossimo e magari più dosi? Guardi, cercando di fare un quadro d'insieme, di certo non si possono fare più dosi di quelle che riceviamo dal governo. So per certo che ci siamo posti degli obiettivi ben precisi come azienda sanitaria, con la Regione Friuli Venezia Giulia, 800 vaccini al giorno presso i luoghi dove c'è la vaccinazione in provincia di Pordenone, anche perché poi dietro un vaccino, dietro una iniezione c'è tanto personale, ci sono il personale che accoglie, il personale che deve dare le indicazioni per arrivare alla struttura, il personale che dà le indicazioni all'interno della struttura, quindi insomma ci sono tante persone dietro ad una iniezione, quindi se possibile ovviamente cercheremo anche di far potenziare, ma io credo che lo sforzo sia già notevole nel momento in cui, come è successo al sottoscritto, uno si registra sulla pagina della regione dove poter prenotare la propria dose, al sottoscritto come a tanti altri nel giro di 10 giorni viene garantita una iniezione. Detto questo, c'è da ringraziare, oltre all'azienda sanitaria, sono da ringraziare anche il personale medico sanitario volontario, oltre che volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Grazie a loro la campagna vaccinale sta andando avanti e quindi c'è anche la possibilità da parte di chi si vuole mettere a disposizione di far parte di queste associazioni di volontariato per dare ulteriore supporto alla campagna vaccinale. Sì, e poi quei colori, il giallo e il blu della Protezione Civile che lei guida qui a Pordenone, insomma, e che coordina anche nelle tante situazioni di emergenza, come anche la pandemia, insomma, hanno dato una grande risposta durante tutta la pandemia. Assolutamente, non smetterò mai di ringraziare i volontari della Protezione Civile di Pordenone, ma come tutti i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, perché dal primo giorno della pandemia hanno iniziato a mettersi al servizio della popolazione, consegnando i computer ai ragazzi che erano obbligati alla didattica a distanza. Abbiamo consegnato la spesa a domicilio, abbiamo consegnato i farmaci a domicilio, abbiamo trasportato materiale per l'igienizzazione, abbiamo trasportato mascherine, abbiamo trasportato di tutto. Dal primo giorno hanno fatto migliaia di ore di volontariato. Infatti una delle cose che ci dispiace con il sindaco Ciriani è il fatto di non aver potuto fare un consiglio comunale all'aperto per tutti, per ringraziare tutto il consiglio comunale, tutti i volontari della Protezione Civile. Però mi consente da questi schermi quantomeno di ringraziarle perché hanno veramente fatto un lavoro enorme e lo stanno continuando a fare. E ci sarà sicuramente anche un'occasione pubblica per rendere loro merito. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi insieme al vice sindaco Loperfido torniamo a parlare di Pordenone, Natale e controlli a tra poco.
Seconda parte di Screenshot, ancora insieme al vice sindaco di Pordenone Emanuele Loperfido. Insomma, abbiamo tratteggiato un po' questo periodo natalizio, e anche grazie ai controlli e grazie al Super Green Pass se possiamo vivere un Natale anche dal punto di vista del commercio un po' più simile a quelli passati. Tanti controlli, e lo aveva accennato lei prima, da lunedì obbligo di Green Pass, quello base per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Anche lì sono stati messi in campo tanti controlli, anche la polizia locale ha fatto la sua parte. Anche la polizia locale ha fatto la sua parte insieme ad ATAP, che ha messo a disposizione ha individuato del personale adibito al controllo. L'autostazione di Pordenone ovviamente vede il passaggio di 10.000 studenti al giorno, quindi i controlli sono necessari. Primo perché bisogna dare un messaggio che le istituzioni, quando danno delle regole, le fanno rispettare, e lo fanno rispettare a beneficio di coloro i quali le regole le rispettano, perché nel momento in cui tutti vaccinati possono tranquillamente andare in giro, sapendo che c'è un controllo, automaticamente uno si sente a proprio agio nel rispettare le regole. Quelli che vogliono farla franca vedono che c'è il controllo oltre che a bordo, anche l'uscita dai mezzi del trasporto pubblico locale, e comunque anche all'interno dei pubblici esercizi e lungo le strade. Questo è molto importante perché appunto nel momento in cui le regole vengono rispettate, tutti si sentono un po' più liberi di vivere in serenità e sicurezza il Natale, anche frequentando quegli eventi dove magari c'è un po' di gente, che è l'obiettivo che ci siamo prefissati durante questo Natale. Abbiamo individuato le aree dove fare le casette di Natale, con dei varchi di accesso, dei varchi di uscita, col personale che controlla il Super Green Pass o il Green Pass rinforzato, come viene chiamato, per fare in modo che coloro i quali entrano possono farlo nel rispetto delle regole. Ovviamente un numero, capienza limitata, però si può vivere serenamente come se fosse la pre-pandemia. Ecco, anche gli steward a disposizione. Gli steward da oggi iniziano il loro servizio nuovamente a disposizione della città, in modo tale di controllare, essere un occhio in più e riferire eventualmente alla polizia locale o alle forze dell'ordine se c'è magari qualche situazione dove bisogna controllare un po' di più. E dobbiamo dire che però al momento la cittadinanza ha risposto bene, insomma, almeno sul trasporto pubblico. Però insomma le sanzioni sono veramente poche, una cosa lodata anche dal prefetto Domenico Lione, che ha coordinato un po' tutte le operazioni. Noi vediamo in questo servizio insomma come sono andate queste prime giornate di controlli. 9 persone sanzionate per mancato possesso del Green Pass, una per uso scorretto della mascherina e 2 attività multate dove sono state riscontrate irregolarità. Questo è il bilancio dei controlli nel Friuli Occidentale il 6 dicembre, giorno del debutto dell'obbligo di certificazione verde base a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. I numeri sono stati forniti dalla prefettura di Pordenone, che ha coordinato l'intensa attività delle forze dell'ordine, che hanno controllato 1050 persone e 126 attività commerciali. Numeri di infrazione tutto sommato contenuti, sintomo dell'elevato senso civico dei pordenonesi, come sottolineato dal prefetto Domenico Lione. Nel confermare che i controlli proseguiranno con le stesse modalità fino a metà gennaio, salve eventuali modifiche che si renderanno necessarie in corso d'opera, il prefetto ha voluto ringraziare i sindaci per aver aderito in maniera convinta alla richiesta di contributo tramite le rispettive polizie locali, affiancando così le forze dell'ordine. Un particolare apprezzamento da parte del prefetto è andato al questore Marco Dorisio per aver gestito in sede tecnico-operativa il piano disposto per il rafforzamento dei controlli che proseguiranno per tutto il periodo natalizio. Ecco, e dunque insomma abbiamo visto poche sanzioni, la gente comunque sa, ha capito, è ordinata, è consapevole insomma dell'importanza di garantire sicurezza a se stessa e agli altri. A proposito dei controlli, questo è un periodo particolare, insomma ritorna la gente, tanta gente in centro. Tornano anche però purtroppo i mendicanti. Voi avete fatto insomma contro l'accattonaggio molesto una campagna molto importante. Qual è la situazione attuale? Guardi, il fatto stesso che lei abbia giustamente detto tornano i mendicanti vuol dire che è una cosa ciclica. Quando è ciclica vuol dire che è qualcosa di organizzato. Ed ecco dove siamo voluti intervenire con quel regolamento. Noi siamo contro l'accattonaggio molesto fatto da coloro i quali ne fanno una professione, storcono denaro alle persone che in buona fede, colpiti nel buon cuore, danno dei soldi a queste persone che purtroppo spesso fanno parte di racket criminali. Addirittura delle volte ci sono delle situazioni di sfruttamento nei confronti di coloro i quali vengono mandati in modo obbligato in mezzo alla strada a chiedere dei soldi. Ecco allora che la nostra attività, il nostro regolamento è volto a contrastare questo fenomeno. Dall'altro lato invece invitiamo tutti i cittadini pordenonesi a segnalare casi di indigenza, dove lì siamo pronti con i servizi sociali a intervenire per dare una mano ai più bisognosi. Voltiamo pagina, è 2 mesi che vi siete reinsediati come giunta, una giunta che per metà, lei ne faceva parte anche nel primo mandato del sindaco Ciriani, per metà è stata rinnovata, insomma per lei anche la carica di vice sindaco, insomma come sono stati questi primi 2 mesi?
Diciamo che con il sindaco Ciriani, avendo fatto parte della giunta precedente e essendo stato indicato quasi subito come collaboratore della giunta successiva, non c'è stato un attimo di tregua. Però il sindaco Ciriani lo conosciamo, ci mettiamo ben volentieri a collaborare con lui all'interno della giunta e quindi c'è continuità. Abbiamo preso in mano i progetti del mandato precedente, li abbiamo rimessi immediatamente in moto e ora siamo pronti ad affrontare in Consiglio Comunale, ad approvare il bilancio che consentiranno linfa e benzina ai progetti del prossimo futuro per la città di Pordenone. La delega alle finanze è sua, insomma, quindi a lei, insomma, raccontarci un po' cosa c'è dentro in quel bilancio. Il bilancio per il 2022 è un bilancio un po' delicato, ovvero noi di per sé saremmo stati pronti a riproporre un bilancio di previsione garantendo gli stessi servizi allo stesso livello qualitativo, allo stesso prezzo basso a tutti i cittadini pordenonesi e soprattutto avremmo garantito dei finanziamenti per le opere pubbliche che vogliamo fare per la città che vogliamo disegnare per il nostro futuro. Purtroppo, come sapete tutti, i costi delle materie prime stanno veramente facendo lievitare i costi, oltre che i costi delle utenze, delle bollette. Allora questo mix purtroppo ci vede far lievitare alcuni costi che possono essere quelli che vedono tutti i cittadini anche nelle loro case. Semplicemente pensate, i buoni pasto dei bambini che vanno a scuola sono aumentati di 300.000 euro, quindi dei costi aggiuntivi che sostiene il comune per dare da mangiare nelle scuole dei bambini. Oppure i servizi sociali per gli anziani o per le persone in difficoltà, anche lì c'è un aumento di 900.000 euro. Ci sono meno entrate derivanti dalle parcheggi di GSM perché l'anno scorso girava meno persone a causa del Covid in città di Pordenone e la stessa cosa dicesi per gli introiti delle sanzioni della polizia locale. Tutta una serie di considerazioni che comunque ci fanno dire: ok, abbiamo dei costi aggiuntivi, cosa vogliamo fare? Vogliamo gravare su ogni singolo cittadino che usufruisce di questo servizio? Invece abbiamo pensato che forse non è il modo migliore per venire incontro in questo momento di difficoltà ai cittadini pordenonesi. Quindi vogliamo continuare a garantire lo stesso livello qualitativo dei servizi ad un prezzo basso per fare in modo che Pordenone rimanga attrattivo. Ecco, forse dovremmo chiedere un piccolo sforzo in più a tutti i cittadini, stiamo ragionando sull'addizionale IRPEF, però forse questo è il modo migliore per spalmare su tutti in modo solidale questi aumenti di costi che tutti quanti i cittadini vedranno anche nelle loro bollette, ma per continuare a garantire ai cittadini pordenonesi di poter vivere una bella città con le strade che sono ben manutentate, per fare in modo di avere una città in cui i servizi funzionino bene, non abbiano un costo eccessivo e fare in modo che continui a rimanere invitante per le famiglie che vogliono abitare a Pordenone. Quindi tasse invariate a parte, insomma, questo ragionamento sull'addizionale IRPEF che potrebbe essere di quanto? Guardi, per quanto riguarda i servizi, assolutamente. La tassa sui rifiuti rimarrà invariata, l'IMU rimarrà invariata, l'occupazione sul pubblico, la cosa per la tassa sulla pubblicità rimarrà invariata. Stiamo facendo una valutazione per quanto riguarda l'addizionale IRPEF. Coloro i quali che magari in questo momento nel corso dell'anno hanno un'addizionale che può costare dai 60 euro potrebbe arrivare a costare sui 150-160 euro. Sicuramente è un impatto, però ripeto, se le famiglie che magari hanno 2 figli a carico dovessero pagare 50 centesimi in più al giorno del buono pasto del figlio e magari ne hanno 2, sicuramente pagherebbero molto di più. Invece in questo modo usufruire dei servizi sarà dello stesso livello del costo, però magari ci sarà un piccolo aumento per quanto riguarda l'addizionale IRPEF. E allora buon lavoro perché insomma ne avete parecchio da fare, insomma, il periodo natalizio anche questo insomma porterà tante soddisfazioni anche ai pordenonesi che si potranno godere, speriamo, un periodo insomma di svago da qui alla fine dell'anno. Ce lo auguriamo tutti, abbiamo lavorato per questo e quindi invitiamo tutti i cittadini a venire a vedere la nostra città perché ci sono eventi per tutti i gusti, dai grandi ai più piccini. E comunque colgo l'occasione per augurare buone feste a tutti i cittadini. Grazie al vice sindaco Emanuele Loperfido per essere stato con noi. Finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è per domani sera. Arrivederci. Arrivederci, buonasera.